Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania ha accoltellato un giovane su un autobus dell'azienda pubblica in città. Arrestato l'aggressore di origine colombiana, si era comodamente seduto dopo aver ferito la vittima catanese. Medico e infermiera aggrediti a Gran Michele sull'ambulanza, appello della responsabile del servizio urgenze, basta violenze sui lavoratori che portano aiuto. Taormina hanno passato la notte in tenda davanti al centro cardiochirurgico per scongiurarne la chiusura le famiglie dei bimbi ricoverati e in attesa di intervento. Arriva in Parlamento il caso Visodent, la catena di cliniche dentali chiusa improvvisamente. Interrogazione ai ministri Schillaci e Giorgetti per tutelare i clienti truffati. Cinema, Alessandro Preziosi chiude a Salina il Mare Festival, celebrando Troisi e Radice come Maradona. Calcio in Serie B è questione di ore il matrimonio tra Pippo Inzaghi e il Palermo che vuole costruire una squadra per la promozione. In Serie C Catania, Siracusa e Trapani pianificano la stagione. Beach Soccer, Domusbet Catania sul tetto d'Europa. Gli etnei battono 6-1 gli israeliani del Farfala e conquistano la Champions del calcio sulla sabbia. Calcio a 5, Meta Catania in finale scudetto. L'ultimo ostacolo verso il tricolore è il Napoli. Bentrovati, Catania, coltellate dopo una lite sull'autobus. Un giovane catanese aggredito per avere chiesto di abbassare la voce. Fermato un colombiano, all'arrivo della polizia era ancora comodamente seduto. Poi il tentativo di fuga e la resa. Tonino De Manna. Si va in giro con troppi coltelli e basta un pretesto per aggredire e poco importa se in strada o su un autobus di linea. Un catanese di 26 anni è stato ferito con 2 fendenti da un colombiano bloccato dagli agenti delle volanti intervenuti in via Salomone Marino a Montepo dopo la segnalazione effettuata sulla linea di emergenza dal conducente del mezzo di trasporto. Il giovane portato in ospedale è stato giudicato guaribile in 7 giorni con ferite alla coscia e alla spalla mentre l'aggressore era ancora comodamente seduto sul bus. Dopo aver accennato ad un tentativo di fuga alla vista del taser, il 28enne ha desistito arrendendosi. Sul sedile davanti a lui, nascosto tra alcuni fazzoletti, è stato trovato il coltello sporco di sangue. Il ragazzo aggredito ha raccontato che durante il tragitto in bus aveva chiesto al 28enne di smettere di gridare ed essere molesto con gli altri passeggeri. Per tutta risposta il colombiano ha estratto dalla tasca un grosso coltello, lo ha colpito alla gamba per poi tentare di raggiungerlo al collo. Dopo essere riuscito a schivare il secondo colpo, il 26enne è stato preso con una lama alla spalla. Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118. Medico e infermiera aggrediti a Gran Michele sull'ambulanza chiamata per prestare soccorso. Gli episodi si ripetono, la responsabile del servizio urgenze lancia un appello: basta aggressioni, rispettiamo i soccorritori, sono lavoratori che arrivano per dare aiuto in momenti di grande fragilità. Adelaide Barbagallo. Da Gran Michele la chiamata al 118, ma è proprio sull'ambulanza medicalizzata giunta sul posto per prestare soccorso a un uomo privo di coscienza che si è consumata l'ennesima aggressione. A metterla in atto un 50enne, l'uomo inizialmente era in uno stato saporoso. Dopo averlo riposto nella lettiga, lo staff medico ha iniziato le terapie, mentre l'ambulanza si apprestava a raggiungere l'ospedale Gravina di Caltagirone. Ma il paziente, risvegliandosi, ha aggredito il medico dandogli una testata e ha sferrato un calcio all'infermiera per poi darsi alla fuga. Attimi di panico con l'autista dell'ambulanza che ha dovuto chiamarne un'altra per prestare soccorso al medico che ha una prognosi di alcuni giorni e all'infermiera che se l'è cavata solo con un grandissimo spavento. Diventa sempre più difficile il lavoro dei sanitari, si rischia che nessuno più voglia svolgere alcuni servizi, dice la dottoressa Isabella Bartoli, che lancia un appello. L'emergenza 118 è veramente ormai un pilastro della sanità e questo personale lavora con abnegazione e con grande professionalità, anche con grandi difficoltà. Si occupano del momento più delicato del paziente, cioè quando proprio nel momento tra la vita e la morte.
fragilità massima del soggetto, sono persone che meritano il massimo del rispetto. L'aggressore pare sia una persona nota a Gran Michele e rischia adesso una denuncia. Ricerche in mare al largo della costa ragusana, disperso un uomo, un esperto skipper, dopo un tuffo in mare con gli amici dalla barca a vela. Veronica Barbarino. Un uomo disperso in mare al largo di Cavadaliga nel Ragusano. Si tratta di Federico Ottaviano, 67enne veterinario di Ragusa, diportista e velista esperto. Era sulla propria barca a vela con degli amici come una solita domenica estiva. Mare piatto e un tuffo al largo su un fondale di 50 metri. La corrente però lo trascina a distanza dall'imbarcazione. Urla verso gli amici a bordo di accendere il motore per avvicinarsi a lui e riprenderlo. Inesperti mettono in moto. Il pilota automatico però segue la rotta precedentemente impostata, allontanando l'imbarcazione dall'uomo, che esce dalla visuale. Impauriti, chiamano subito i soccorsi. 2 elicotteri, prima dei vigili del fuoco, poi della Guardia Costiera, oltre ai mezzi navali della Guardia Costiera e della Protezione Civile, hanno battuto e continuano tuttora a battere la zona senza successo. Molte ore sono passate da quel tuffo e le speranze di ritrovarlo vivo sono ormai ridotte al lumicino. Intanto l'imbarcazione è rientrata al porto di partenza a Marina di Ragusa, in attesa di eventuali provvedimenti delle autorità. Ma proprio pochi minuti fa si è appreso che l'uomo è stato ritrovato, grazie al cielo, vivo nei pressi di Punta Regiglione. Pare che per risparmiare energie, essendo un esperto, si sia fatto trasportare dalla corrente fino a riva, dove è stato soccorso. Qui avrebbe chiamato lui stesso i familiari con il telefono di chi gli ha prestato aiuto e poi quelli del 118 da Pozzallo lo stanno trasferendo, mentre vi parliamo, all'ospedale di Modica. È finito, quindi bene, lieto fine. Catania avevano nascosto la droga dietro un'edicola votiva nel quartiere Picanello. La polizia ha notato un uomo che prendeva un involucro proprio in questa nicchia nel muro, era nascosta dietro il busto di questa figura religiosa e consegnava questa busta al conducente di un'auto. L'acquirente è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina e dunque denunciato. Lo spacciatore è stato arrestato. A Palermo i carabinieri hanno denunciato 26 persone nel quartiere Borgo Nuovo, 13 per furto di energia elettrica, 8 per invasione di edifici dell'Istituto Case Popolari, una perché in possesso di un manganello telescopico, un'arma molto pericolosa, e un'altra per banconote false. Complessivamente sono state identificate 233 persone, controllate quasi 150 auto e multate poco meno di 50 persone. A Taormina le famiglie dei bimbi ricoverati o in attesa di intervento hanno trascorso la notte accampate, anche in tenda davanti al centro cardiochirurgico, per scongiurare la chiusura di questo centro d'eccellenza che purtroppo è prevista per il 31 luglio. Simona Mazzone. Siamo qui in presidio e ci rimarremo affinché non avremo delle risposte chiare e certe. Non mollano le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in presidio permanente giorno e notte per scongiurare la chiusura dell'ospedale già fissata per il prossimo 31 luglio. Sono una trentina provenienti da ogni parte dell'isola e si alternano qui con turni programmati per non mollare la presa. Ciò che vogliono sono risposte, ma soprattutto fatti concreti che solo Regione Siciliana e Ministero della Salute in questo momento possono fornire. Invitiamo sia il Presidente Schifani che il Ministro Schillaci che le promesse, le belle promesse che sono state fatte il 4 luglio dell'anno scorso vengano messe in pratica. Chiedono che anche il sindaco De Luca, sempre pronto alla battaglia, si unisca a loro. Visto che è il sindaco di questa città e soprattutto più volte ha mostrato interesse e ha detto che ci avrebbe lavorato, che avrebbe fatto tante cose per questo reparto, venisse qua a parlare con noi genitori. Almeno una proroga, come accaduto in passato, consentirebbe un po' di respiro a queste famiglie. Ci auguriamo che l'ospedale venga inserita nella rete ospedaliera, ci auguriamo al più presto e
sarebbe un sogno, speriamo non troppo lontano, quello di arrivare alla deroga. I loro bimbi hanno necessità di essere curati qui, sono cardiopatici con bisogno di assistenza, interventi, controlli costanti, ma anche di professionalità e umanità che qui hanno trovato nel personale medico e infermieristico, dove anche le famiglie hanno ricevuto accoglienza e supporto psicologico. Continueremo a seguire nelle prossime ore questo presidio toccante e importantissimo dei genitori dei bimbi ricoverati alla cardiochirurgia di Taormina. Adesso passiamo al caso Visodent, la catena di cliniche dentali chiusa improvvisamente in Sicilia. È arrivata in Parlamento, c'è un'interrogazione ai ministri Schillaci e Giorgetti per tutelare i clienti truffati. Luca Ciliberti. Il caso Visodent arriva in Parlamento. In queste ore i gruppi parlamentari di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, gli unici al momento, hanno presentato una interrogazione congiunta al Ministro per la Salute, Orazio Schillaci, e al Ministro per l'Economia, Giancarlo Giorgetti, per chiedere, alla luce delle normative vigenti in materia di tutela del consumatore, di promuovere la sospensione o l'annullamento dei finanziamenti contratti dai pazienti per prestazioni sanitarie non più fruibili. E poi chiedono se sono previste o ipotizzabili forme di ristoro economico o di assistenza legale per le famiglie danneggiate in coordinamento con le associazioni dei consumatori e con le autorità giudiziarie eventualmente coinvolte. Noi abbiamo già chiesto di intervenire al Presidente Schifani, ho depositato interrogazione alla Camera dei Deputati per chiedere spiegazioni, per mettere a conoscenza l'Aula e quindi il Governo di questo fatto gravissimo che sta succedendo in Sicilia. Il caso riguarda le chiusure delle cliniche dentali del gruppo Visodent nelle province di Catania, Trapani, Messina e Ragusa, che hanno interrotto le attività da un giorno all'altro, lasciando centinaia di pazienti senza cure, senza trattamenti già programmati e soprattutto senza possibilità di recuperare i consistenti costi già versati, spesso attraverso l'accensione di prestiti con le finanziarie. Dopo numerosi esposti, la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di truffa. Ci aspettiamo spiegazioni, ci aspettiamo anche che anche gli altri partiti, non solo noi del Movimento 5 Stelle che ci siamo subito attivati a seguito dell'allarme delle associazioni, intervengano a supportare questa iniziativa parlamentare che sicuramente ha bisogno del supporto più ampio in Parlamento. Una mobilitazione coordinata su più livelli. In ambito regionale, analoga iniziativa è stata intrapresa all'ARS dalla deputata pentastellata Giuse Marano e al Comune di Catania dai consiglieri Graziano Bonaccorsi e Giannina Ciancio. A Messina ha inaugurato il centro diurno per l'assistenza ai ragazzi autistici. È una struttura attesa da anni, l'unica in città. È la risposta a tante famiglie costrette finora a cercare assistenza in provincia. Francesco Triolo. Un centro atteso 8 anni che va a colmare una lacuna evidente in provincia di Messina nell'assistenza allo spettro autistico. Il centro diurno per autistici inaugurato questa mattina all'Istituto Marino di Mortelle sarà il punto di riferimento per tutta la città metropolitana e va ad aggiungersi a quelli in provincia di Messina come Barcellona, Nizza di Sicilia, Naso, dove la maggior parte degli utenti era costretta a rivolgersi, non senza disagi. Rappresenta quindi un primo passo significativo nella promozione della salute e dell'inclusione di persone con disturbi dello spettro autistico. Ospiterà inizialmente una ventina di utenti, 10 minori e 10 adolescenti adulti che avranno il sostegno, il supporto e servizi specializzati per essi e per le loro famiglie. Oggi qui il centro diurno per l'autismo è un centro totalmente pubblico che è gestito dall'azienda sanitaria con reclutamento di alte professionalità e che sono, come vedete, molto motivate a poter portare avanti un discorso terapeutico riabilitativo rivolto a un'area della nostra ASP che ancora ne era sfornita. L'inaugurazione del centro è il risultato della sinergia e della collaborazione tra il Comune e l'azienda sanitaria che sono riusciti a trovare il luogo adatto, reperire le risorse necessarie, ultimare i lavori e ottenere l'accreditamento, individuando i dipendenti per svolgere un compito delicato. Uno spazio che non sarà solo luogo di accoglienza e supporto, ma anche un punto di riferimento fondamentale per le famiglie. Voltiamo pagina. Nozze VIP a Naro, in provincia di Agrigento. Lo sposo è il fratello di Piero, il tenore del Volo, che per l'occasione ha regalato a moglie e marito un'Ave Maria decisamente d'eccezione, per poi intonare una My Way da brividi durante il ricevimento insieme al collega Gianluca Ginoble. Desiree Ferlito.
Quando hai molto budget al tuo matrimonio e puoi permetterti Piero del Volo per intonare l'Ave Maria. È solo uno dei tanti commenti a questo video spopolato su Instagram, ma Piero non è stato di certo ingaggiato e non è un ospite come gli altri, ma il fratello molto somigliante dello sposo. Insomma, Naro, in provincia di Agrigento, paese d'origine della famiglia Barone, ha vissuto lo charme di un matrimonio VIP per il matrimonio di Francesco Barone e Rita. L'emozione degli invitati è palpabile quando la voce del tenore, visibilmente emozionato, ha lasciato tutti a bocca aperta durante la cerimonia in chiesa. Presenta alle nozze tra gli invitati anche Gianluca Ginoble, che insieme a Piero ha poi intonato durante i festeggiamenti del ricevimento una My Way da brividi. Nel corso della festa gli sposi hanno anche ballato sulle note di alcuni pezzi celebri del Volo, come ad esempio Grande Amore, che sia un augurio per i novelli sposi. Viva gli sposi, naturalmente. A Salina cala il sipario sulla 14ª edizione del Mare Festival Premio Troisi, che quest'anno ha superato ogni aspettativa di presenze sull'isola. A ricevere il premio nell'ultima serata l'attore Alessandro Preziosi. Eva Spampinato, la nostra inviata. L'intrattenimento che ho ricevuto nell'adolescenza di Massimo Troisi è stata una cosa che, come dico spesso, rappresenta una animazione dell'intrattenimento. È come se lo potessi equiparare a Holly e Benji, a Mazinga. Per me Massimo Troisi era come Maradona, mi bastava guardarlo allo stadio, da lontano, guardarlo in televisione. Alessandro Preziosi immortala così Massimo Troisi, il grande attore e regista napoletano, in occasione della consegna del premio Troisi alla carriera nel suggestivo scenario di Salina, durante l'ultima serata della 14ª edizione del Mare Festival, diretto dal giornalista Massimiliano Cavaleri. L'amatissimo attore, anche lui napoletano, racconta poi un aneddoto legato alla sua vita familiare e anche a Troisi. Stavo ad una cena e mia figlia non si sentiva molto bene, aveva mangiato male, non so cosa avesse, e istintivamente, pensando che fosse magari in difficoltà perché c'erano tante persone, ho detto va bene, ti metto Non ci resta che piangere. Mi sono girato con la coda dell'occhio e ho detto allora come va? Meglio. Ricordati che devi morire! No, mo me lo segno proprio. Cala dunque il sipario sul festival che ricorda la figura di Massimo Troisi, che a Salina girò Il Postino, uscito al cinema 31 anni fa e diventato il suo film Testamento. Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Io che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì. Splendido. Vacanze siciliane per il premio Oscar. Tom Hanks, avvistato a San Pieri nel Ragusano, dove non si è sottratto ai selfie con i suoi fan. Hanks ha anche appena finito di girare, scusate, il film Inferno a Venezia, e ha scelto la Sicilia per prendersi una pausa lontano dai riflettori. L'attore hollywoodiano, che appare leggermente ingrassato forse, ha trascorso il Father's Day, la festa del papà americana, al mare con la moglie Rita Wilson. Dopo questo TG, la nuova puntata di Faccia a Faccia, ospite di Roberta Lunghi, il sindaco di Catania Trantino, la storia della musica a Catania con Tony Ranno e Carmelo Morgia dei Beans e l'inimitabile trio Che Tiranno, Cristiano Di Stefano e Gaetano Pappalardo, per ricordare la trasmissione culto di Telecolor Playa Bonita. Appuntamento con Faccia a Faccia alle 14 su questa rete. È il momento della pausa, tra poco per il calcio i movimenti delle siciliane e i successi poi catanesi nel beach soccer e nel calcio a 5. Vi aspetto, state con noi.
Calciomercato, Pippo Inzaghi, prossimo alla firma, lavora insieme al DS Osti per costruire un Palermo di vertice. Sondaggi per Esposito, Borrelli e Mercadalli. In Serie C, Catania, Siracusa e Trapani pianificano la stagione. Tonino De Mana. Con l'ufficialità dell'esonero di Dionisi ormai è questione di ore il matrimonio tra Pippo Inzaghi ed il Palermo. L'ormai ex condottiero del Pisa, che nel fine settimana si è rilassato a Formentera, è rimasto in contatto comunque con il DS Osti ed insieme stanno già pensando ad una squadra competitiva in grado di dare l'assalto alla Serie A. Per vincere servono i gol che dovrebbero essere garantiti da Fo Giampaolo e Brunori, ma si cercherà di fare uno sforzo per arrivare ad un altro attaccante di qualità. Sondaggi sono stati effettuati per Esposito dello Spezia e Borrelli del Brescia. Quest'ultimo potrebbe arrivare a parametro zero per i guai del club lombardo. In difesa si cercherà di tenere Magnani e Ceccaroni e piacciono Mercandalli in forza Genoa e Lazovic in scadenza di contratto con il Verona. Palermo in ritiro tra il 13 e il 15 luglio a Châtillon. In Serie C inizia una settimana decisiva per il Catania. Ad un mese dall'inizio del ritiro di Norcia, il club etneo sta lavorando sull'organigramma dirigenziale con il DS Pastore e il DG Zarbano che sondano il mercato a caccia di un attaccante da doppia cifra. Tanti nomi sul taccuino, da Caturano a Merola, da Anatriello a Finotto. Si vedrà. Giornate frenetiche anche a Siracusa. Ricevuto l'ok della Covisoc, si lavora sul mercato e sull'organizzazione del ritiro precampionato. Il Siracusa, che può contare su una buona ossatura, cerca almeno 2 o 3 rinforzi per costruire una squadra in grado di ottenere una tranquilla salvezza. E deve necessariamente fare di più il Trapani, che punta alla promozione ma che dovrà affrontare il fardello della penalizzazione. Serie C al via il prossimo 24 agosto. Il Catania Beach Soccer vince l'Euro Winners Cup, la Champions del calcio sulla sabbia. È la prima volta nella storia. La città etnea nell'Olimpo del beach. Marco Carli. Catania sul tetto d'Europa, la pagina di storia che inorgoglisce città e regione la scrive il Catania Beach Soccer. La squadra del presidente Bosco, guidata in panchina da Fabrizio Santos, vince la Euro Winners Cup e si laurea campione continentale. Una soddisfazione incredibile per un club esempio di programmazione che vendica anche il tentativo non riuscito di 10 anni fa. L'obiettivo centrato per la prima volta rende i rossazzurri più forti del continente, anche la finale lo ha dimostrato. Un po' come il Paris Saint-Germain nel calcio, Catania nel beach soccer, il dominio è netto, anche con gli israeliani del Falfala, lo dice il risultato finale, 6-1. Solo in avvio gli avversari si rendono pericolosi, poi è apoteosi etnea. Fra primo tempo e avvio del secondo, Tanger e Padiglia segnano le reti già viste, la terza è di Mauricinho che trova prima un super Elliott e poi va a segno. Il 3-0 indirizza il match. Rafael Padiglia, miglior portiere del torneo, è come sempre decisivo fra i pali per conservare il vantaggio, soprattutto su Rodrigo, il migliore fra gli israeliani che riescono anche ad accorciare. Ma il Catania Beach Soccer ha personalità e si vede ripristina la distanza di sicurezza ancora con Mauricinho e allunga. Prima Ponzetti per il 5-1 e poi Ighigno per chiudere la contesa con Tanger eletto MVP. 18° titolo per la squadra catanese, il più importante di una storia di successo a tinte rossazzurre. Complimenti, e non è finita. Nel calcio a 5 Meta Catania è in finale scudetto come l'anno scorso. I rossazzurri campioni d'Italia in carica hanno eliminato Genzano e per l'atto conclusivo attendono Napoli. Marco Carli ancora. Dopo una partita infinita, la Meta Catania fra ribaltoni, sanzioni disciplinari e tempi supplementari va in finale, troverà ancora Napoli. Come nell'atto conclusivo dell'anno scorso, come in questa stagione nella sfida per la Supercoppa poi vinta dagli etnei. Per raggiungere la terza finale scudetto in 5 anni, la squadra del presidente Musumeci passa da una gara epica, va sopra 3-0 con Salamone, Anderson e Silvestri, ma Genzano incredibilmente rimonta. Catania torna avanti, ma su rigore, per fallo di mano di Salamone, espulso, i laziali ritrovano il pari. Una parola di troppo di Micheletto innesca la bagarre che porta ad altri 4 rossi, 2 per la Meta, Guarra e Tim. Durante tutta la partita siamo stati meglio che Genzano, ma questo sport è così, in qualsiasi momento si può segnare. Abbiamo potuto segnare il 4-0, non l'abbiamo fatto e loro hanno preso fiducia dopo al 3-1. Si va ai supplementari e Genzano passa addirittura in vantaggio, ma la Meta non si scioglie, anzi reagisce alla grande, prima pareggia con Pulvirenti e poi dilaga verso l'8-5 conclusivo. Pubblico del Palacatania in estasi, sabato la gara 1 della finale scudetta a Napoli, il 25 giugno gara 2 alle 20:30 a Catania, eventuale bella, sempre a Catania ma il 28, la Meta campione d'Italia va a caccia del bis.
Noi ci fermiamo qui, appuntamento per la prossima edizione alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.